Al via il referendum per l'indipendenza del Veneto. Da domenica 16 a venerdì 21 marzo 4 milioni di veneti sono invitati a partecipare alla consultazione popolare promossa da plebiscito.eu, piattaforma digitale costituita dal Comitato Trasversale degli Autonomisti. Il voto è possibile infatti via internet, ma anche al telefono o ai seggi elencati nel sito, dove si può pure attivare il codice di voto ricevuto altrimenti a casa attraverso una lettera. Il quesito infatti recita: vuoi che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana? Sì oppure no? Finora sono circa 500.000 gli aspiranti votanti che hanno effettuato la preregistrazione, ma l'obiettivo dei promotori è di arrivare a quadruplicare la partecipazione. Io credo che potremo superare anche i 2 milioni. L'iniziativa è stata significativamente lanciata a Venezia, in piazza San Marco, emblema della gloriosa storia della Serenissima, ma anche teatro di clamorose imprese degli indipendentisti, fra cui il celebre assalto al Campanile. E quel simbolo continua a colpire l'immaginario collettivo anche dei media internazionali. Questa troupe televisiva è arrivata appositamente dalla Russia. Venezia è una parte importante di Italia, un simbolo di Italia. Quando abbiamo letto che c'è il progetto di fare una regione indipendente Veneto, ci è sembrata una cosa molto interessante. Russia e Crimea, Italia e Veneto. Per gli indipendentisti anche i veneti sono un popolo oppresso dallo Stato centrale. Che non ne permette neanche di parlare la nostra lingua. We are not allowed to speak our language. That's the truth. We speak Venetian and we are not allowed to speak our language. Rivendicazioni che non hanno mancato di suscitare qualche momento di tensione con le forze dell'ordine. Se dite disi la verità non vi si presupposta. Lei adesso viene in caserma. Noi dice, avete. Ma alle orecchie del Veneto il Comitato del Sì intende far sentire una nuova musica. Ogni anno noi ci vediamo sottratti 20 miliardi di euro. Con questo surplus finanziario finalmente noi potremo far ripartire la nostra economia e recitare nel mondo il ruolo che ci spetta.